insegnare quali sono le regole del vivere comune, le regole, i diritti e i doveri che ognuno di noi ha. Tradisce un po' di rabbia nella voce il presidente dell'azienda di trasporto pubblico del Veneto orientale. Quella donna straniera non doveva prendere a pugni un suo controllore, né tantomeno bollarlo da razzista, perché non c'è razzismo nella richiesta di un biglietto che va acquistato per poter usufruire di un servizio e la violenza fisica non va mai usata indipendentemente dai fatti. Questo, secondo Turchetto, è essere società civile, regole che andrebbero insegnate soprattutto a chi chiede di poter vivere qui. È una strada di educazione, non una strada di repressione. Non sono d'accordo per militarizzare. Già siamo molto militarizzati a causa di altre cose che ben purtroppo conosciamo. Per questo non ci saranno vigilanti sugli autobus, ma questo non vuol dire che il personale sarà lasciato a se stesso. Conducenti e controllori che sanno come comportarsi anche in casi come quello di ieri mattina, quando una extracomunitaria ha aggredito il dipendente Atvo perché è razzista controllare i biglietti. Dopo l'aggressione e il naso sanguinante del bigliettaio, comunque la donna è tranquillamente salita a San Donà per raggiungere Treviso. Con lei altri connazionali che pensavano che l'episodio si sarebbe concluso lì, proprio perché erano in tanti. Invece a Treviso, all'apertura delle porte, la donna ha trovato una volante che l'ha presa in consegna. Per lei la denuncia per aggressione e il possibile avvio della procedura di espulsione. Per quanto riguarda invece chi viene da fuori, gli diamo i mediatori culturali, gli diamo queste cose, il mediatore culturale deve anche far capire che ci sono diritti ma ci sono anche molti doveri.